Io ero un musicista, distaccato da rivista, come vuole una vecchia tradizione. Ma la musica è un mestiere che si vive sulla strada, di stazioni ferroviarie ed autostrade. Ed è facile incontrare tra le facce sconosciute un amico che ti dica cose giuste. È un amico intellettuale, politicizzato, extrasensoriale, che racconta la sua favola sociale. Non è più lotta di classe, ma soltanto la coscienza di essere traditi. A me l'è stato il titolo di studio. Il comico serpente lo conosciamo già. La nostra condizione non è certo migliorata, tra miti e frustrazioni, paranoie ed illusioni, e questo è il nostro stato dell'emarginazione. Il Gianni mi diceva: il buco è l'unico sistema per vivere in un mondo decadente, per sentirsi creativi e indipendenti. Se la spacci per la strada o la usi abitualmente, hai risolto astutamente i problemi della mente. Ma poi leggo sui giornali, questa volta ti han quagliato per comprarla, assicurarti il tuo sballo quotidiano, per poter continuare una vita di illusioni. Non l'avevo ancora fatto, ma una macchina hai fregato. La nostra condizione non è certo migliorata, tra miti e frustrazioni, paranoia ed illusioni, e questo è il nostro stato dell'emarginazione. Nel buio di un cortile